Siamo qui con Nicole Pavan, sede ITS Meccatronico Veneto di Treviso, al suo primo anno al corso di tecnico superiore meccatronico. Ci sono arrivata seguendo un sogno di ormai 6 anni di superiori, di cui 3 di meccanica che ho amato, e alla fine ho dovuto cambiare strada, sono andata a fare grafica. Per l'intera maturità io ho dovuto tirare fuori la palla al balzo e ho dovuto provare ad andare a fare l'esame. E da lì io sono riuscita ad entrare e in quest'anno ci sono state molte difficoltà, ma comunque molto superabili, perché comunque io non ho una base. Non ho una base, però tramite i compagni, tramite i professori, tramite il team working, tramite il lavoro io sono riuscita a recuperare. Lo consiglierei a tutti per un semplice motivo, perché è un'alternanza scuola-lavoro molto utile. Perché quello che tu non riesci a imparare scolasticamente parlando riesci a impararlo nel posto di lavoro, e quello che tu non riesci a imparare nel posto di lavoro riesci a impararlo sul posto di scuola. Io di meccanica sono arrivata che non ne sapevo niente e di elettronica ancora meno, quindi sono proprio arrivata solo di cuore. Il sogno del cassetto è comunque riuscire a fare la parte di layout e management system nella mia azienda. Senti, per quel che riguarda gli insegnanti? Molto bene, molto bene, perché comunque c'è tanta collaborazione, c'è voglia di dare una mano e non di lasciarti per strada. E i compagni? Bene, Felicissimi? sì. Ottimo. Senti, ti manca un anno ancora. Mi manca un anno, ma poi è finita. E la tua famiglia come l'ha presa? Molto bene, perché ho la mamma che continua a dirmi: Nicole, segui i sogni. Cioè noi abbiamo questo motto in famiglia: tu segui i sogni e tu sarai felice. Stai facendo quello che ti piace? Sì, per una volta sì. Ti si legge negli occhi. Grazie.